Prego, senatrice. Le mando una palla di vetro per Natale. Velocissima, molte questioni sono già state affrontate dal professore, altre in realtà ne avevamo già parlato. L'ipotesi monocameralista non è mai stata un'ipotesi veramente sul tavolo, viene adesso adoperata in campagna elettorale dicendo è meglio abolirlo, visto che è un pasticcio è meglio abolirlo, ma in realtà non è mai stata sul tavolo, anche perché, diciamoci la verità, l'elaborazione di una Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali è nel dibattito politico e culturale italiano da 30 anni e dunque, diciamo, era difficile che fosse diversamente. I risparmi. Allora, cominciamo col dire che innanzitutto i senatori non sono argomenti che mi appassionano selvaggiamente, lo dico, nel senso che penso che talvolta si brutalizza un po' con la materia dei costi della politica senza capire che c'è poi un filo che divide i costi della politica eccessivi dai costi della democrazia, quindi sto andando all'ingrosso. Innanzitutto i consiglieri regionali non vengono più pagati come senatori, cioè vengono pagati soltanto come consiglieri regionali. Come sapete, i consiglieri regionali con la riforma costituzionale possono avere un'indennità che è al massimo quella del sindaco del comune capoluogo. Non ci sono più trasferimenti ai gruppi parlamentari, quindi diciamo questo è quello che si è fatto. Alcune regioni peraltro, come sapete, l'hanno già applicata questa cosa. La regione Emilia Romagna già paga i consiglieri regionali esattamente come paga il sindaco di Bologna e ha abolito i trasferimenti. Il numero dei consiglieri regionali è stato recentissimamente ridotto. Il testo sulla fusione di regioni che era stato approvato al Senato in prima lettura era molto più coraggioso, io ci credevo molto peraltro, però la legge è transazione. Articolo 70. L'articolo 70 si dice è un articolo confuso. Allora io voglio dire due cose. La prima, noi passiamo da una competenza paritaria a una totalmente coparitaria, le due Camere fanno le stesse cose, quindi non c'è bisogno di scrivere niente se non questo, a un sistema nel quale bisogna dire dove il Senato è competente in maniera paritaria e dove no. E quindi ci vuole una bella distinzione. Tutti gli articoli di tutte le Costituzioni, a cominciare da quella tedesca, che separano le competenze sono particolarmente analitici. Si è fatta con i riferimenti agli stessi articoli della Costituzione, perché altrimenti sarebbe stato ancora più lungo. Ma la seconda cosa che voglio dire, e mi piace dirla alla presenza del professore, è che l'articolo 70 è stato uno dei luoghi di conflitto più aspro, perché noi siamo partiti al Senato con una maggiore forza del Senato nell'interferenza col procedimento legislativo della Camera. Poi, a mano che le letture sono andate avanti, si è capito che tutto questo avrebbe potuto costituire un elemento di ulteriore complicazione e blocco del sistema. Io non ero moltissimo d'accordo, però diciamo alla fine abbiamo trovato una sistemazione ragionevole. A questo proposito l'articolo 117 quarto comma, quello a cui faceva riferimento lei, funziona così, che c'è un parere rafforzato del Senato. Se il Senato decide a maggioranza assoluta, la Camera deve decidere a maggioranza assoluta per respingere le eventuali osservazioni che faccia il Senato. Dimenticavo di dire che proprio perché si è fatta una separazione così, una descrizione così analitica dei casi in cui il Senato ha una competenza paritaria con la Camera, saranno veramente, io credo, abbastanza rari le ipotesi di conflitto. In ogni caso, appunto, ci sarà l'intesa tra i Presidenti delle Camere, anche se il luogo naturale è il conflitto davanti alla Corte, sarà la Corte a decidere. L'ultima questione. Allora, quando lamentiamo che questa proposta era una proposta del governo, forse dobbiamo ricordare che dall'inizio della Repubblica tutti i governi hanno avuto ministri delle riforme istituzionali. Cioè, ora non vado all'ingrosso, ma insomma penso che quasi tutti i governi, le eccezioni sono poche, e quasi tutti i governi hanno proposto disegni di riforma costituzionale a partire dalla seconda e dalla terza legislatura. Poi nel caso di specie forse dobbiamo ricordare
che il Parlamento è stato chiamato alle riforme da Giorgio Napolitano in quel discorso infiammato, che il governo Letta ha impiantato una commissione per le riforme, il governo Letta ha impiantato, Quagliariello, ministro delle riforme, una commissione per le riforme, che una mozione dei partiti di maggioranza ha imposto al governo la presentazione di un disegno di legge, che peraltro è stato discusso insieme ad altri 50 disegni di legge, quindi non era soltanto quello del governo. Ci dobbiamo mettere d'accordo. Verdini è sempre stato un esponente di Forza Italia con il quale noi abbiamo fatto varie e diverse riforme, voglio dire, abbiamo avuto l'alleanza appunto sulla riforma costituzionale e sulla legge elettorale. Appartiene al mio ricordo che nella precedente legislatura erano Denis Verdini e Maurizio Migliavacca che si incontravano ogni settimana per la riforma del Porcellum. Allora, che poi si possa avere simpatia o non simpatia per il soggetto, questo è un giudizio più o meno favorevole sulla persona, però non è che possiamo pensare che è caduto dal cielo da una nuvola, cioè l'abbiamo, tra virgolette, frequentato politicamente, è stato un interlocutore politico per molti anni del nostro partito, perché rappresentava un partito avversario con il quale abbiamo fatto alcuni accordi su alcune materie per le quali è buon uso, diciamo, buona abitudine democratica fare accordi, cioè il primo partito dell'opposizione, o quando noi eravamo il primo partito d'opposizione, il partito che governava. Per quanto riguarda la selezione del personale del Senato, è ovviamente ferma la selezione del programma del Senato, perché abbiamo già un corredo di consiglieri parlamentari abbondante, perché fino a questo momento hanno assistito 315, quindi non si stanno facendo concorsi. Ma lo dico senza timore di essere smentita: i funzionari parlamentari di Senato e Camera, selezionati attraverso una selezione durissima, sono tutte persone di eccellenti qualità, di eccellenti qualità. Se avete in testa, come dire, l'immagine un po' distorta o archetipica del bureau, scordatevelo, è gente di prima qualità, con moltissimi giovani, moltissimi, molto preparati, che continuamente studiano, che hanno collegamenti internazionali, che si formano continuamente, quindi da questo punto di vista siamo veramente al sicuro. Grazie. Grazie alla senatrice Anna Finocchiaro, grazie ovviamente al professor Bertolissi. Chiedo a Laura se vuole concludere. Le regioni autonome. Prego. Le regioni autonome. Ecco, dai, chiarisci questo Avete che è giusto. ragione. Basta così. E vengo da una regione a seduta, forse proprio perché vengo da una regione.